Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come guidare a Cheyenne. Quindi metti un mi piace, iscriviti al canale e buon viaggio! Allora, mettiamoci pronti. Questa è un'Aval da Go, è gigantesca. Allora, prima cosa mettiamo Ma ripeto, Knaster ha investito una quantità un bel di podcastino. Prepariamo il cellulare perché devo pagare con non WeChat. ha un problema, non ha esigenza né di fare saldo né di Macchina col cambio automatico come la maggior parte delle macchine cinesi. Stiamo guidando una Aval, che è un marchio cinese. In questo caso parliamo di una Dago, un grande cane. Ci prepariamo a lasciare questo centro commerciale. Se questo qua si sbriga. Non mi ricordo mai la targa della macchina. Cioè ragazzi, guardate qui che figata. Non so se vedete qui sulla destra, c'è in Cina hanno addirittura il lava auto dentro al centro commerciale, così mentre fai shopping ti lavi la macchina. Però io so che questo qui costa tantissimo, costa circa, per i prezzi cinesi è un po' caro, circa 128 yuan, 15 euro. Follia. Giriamo, a differenza di molte persone che guidano qui, allarghiamo così non abbiamo problemi a girare. La signora che se si sposta mi fa un favore, brava signora. L'angolo di giro fondamentale, mentre qua molti girano a angolo retto 90 gradi. Per uscire mi scansioneranno la targa. Ok, ora devo scansionare questo codice. E possiamo andare via. Vedete che tutto si apre in maniera automatica, figata allucinante. Spero che non si chiuda in maniera automatica mentre passo io. Ed eccoci qui, siamo quasi fuori. E ok, eccoci qua, immersi nel traffico. Vi faccio vedere un po' com'è guidare in Cina. Questo è il mio quinto giorno o quarto giorno di guida in Cina, perché ho preso la patente da poco. Sicuramente avete già visto il mio video, se no lo potete trovare nella scheda qui sopra. Attenzione, quando c'è il rosso, il pallino rosso del semaforo, si può sempre girare a destra, non c'è divieto. L'importante è che chi gira a destra dà la precedenza a chi va dritto, quindi la via principale, e a chi è di fronte a noi e gira verso sinistra. È tutto un po' un casino. Ora noi dobbiamo fare il giro. In teoria abbiamo anche potremmo utilizzare anche la navigazione. Io sono abbastanza
cioè conosco bene questa zona perché l'ho sempre frequentata in bicicletta. Il primo giorno è stato un pochettino difficile perché giustamente una cosa è girare in bici per una città, una cosa è girare in macchina in una città con tante corsie, e quindi riuscire a capire bene come giostrarsi con le varie corsie non è stato proprio facilissimo, immediato, perché è molto importante non sbagliare mai la corsia di inserimento. Si può cambiare corsia ovviamente finché ci sono le linee tratteggiate, e appena si arriva nella linea continua non si può più cambiare corsia. Automaticamente le telecamere, che potete vedere anche là sopra, fanno la foto, ti arriva la multa e la decurtazione di punti. Ora dobbiamo fare questa inversione che qui è autorizzata. Vi faccio pure vedere come funzionano queste applicazioni. In questo caso abbiamo Baidu D2, io uso questa qua. Ora dobbiamo andare in questo posto qui che si chiama questo ok, dobbiamo proprio andare qua. A volte si ingrandisce, proprio ti fa vedere le varie corsie. Ora non so come si imposta, probabilmente appena parto si dovrebbe impostare da solo. Questa macchina è molto carina, forse è un po' troppo grande, però ci sta, si guida abbastanza bene. Guardate, qui siamo in una strada proprio di città, di centro, abbiamo 1, 2, 3, 4 corsie. Quindi, anzi, 1, 2, 3, 4, 5 corsie. Quindi, cioè, non è proprio così facile fare questo switch mentale. Io poi vengo da una città abbastanza piccola dove tutte le strade sono di una sola corsia a momenti. Questo semaforo probabilmente non riusciremo a passarlo. Mi fermo qui. È molto meglio fermarsi al giallo, non forzare per forza il transito, perché non ci vuole niente che passa uno, lo metti sotto e fai la frittata. Godiamoci un po' questo momento di relax. Ovviamente la macchina ha un sacco di telecamerine, tantissimi sensori. È una macchina molto moderna che alla fine costa, se non sbaglio, 11.000 euro. Con la telecamera posso vedere tutto ciò che voglio. Ora facciamo inversione. Io teoricamente già posso andare, posso fermarmi qua. Non posso ancora passare perché c'è divieto di girare a sinistra, però appena spunta il verde per andare dritto io posso già fermarmi in questa piazzuola di attesa. Questa è una particolarità molto cinese, veramente molto molto cinese. Ora 12 secondi e possiamo passare. 8, 7 e andiamo, possiamo andare senza problemi, senza paura. Ovviamente essere il primo della fila è anche un vantaggio per la ripartenza, perché hai tutti dietro e non hai problemi di sorta nell'infilarti, nel contenderti le corsie. A sinistra le macchine scendono direttamente da un ponte, quindi bisogna fare attenzione. Questo cretino cosa vuole fare? Io non l'ho capito, io lo supero così, va benissimo così. Questa via dove stiamo andando si chiama Behaizie, la via del mare del nord, mentre adesso noi dobbiamo infilarci verso la grande strada di Wanhua, costeggiando il museo Joiba 918. Ora proviamo a superare in maniera abbastanza egregia questo incrocio e saliamo su. Guardate qua, guardate come senza regole. Cioè, no, le regole ci sono molto rispettate, che non lo so, a volte le persone guidano in maniera molto non lo so.
Ora qua ci dobbiamo infilare, ci infiliamo così in maniera molto elegante, questo piccolo giretto così per la città. Tutta una città fatta di ponti, di sopraelevate, vabbè, una tipica città asiatica. Ora in questo caso non saliremo sul ponte, loro dovrebbero darmi la precedenza ma non me la daranno mai perché sono dei filibustieri, io lo so benissimo. Pure questo con la Peugeot cosa mi rappresenta. Visto qui ora è molto importante scegliere la corsia. Io andrò nella corsia centrale, anzi centrodestra. Se avete visto, la corsia più a sinistra ti consente di girare verso sinistra dove c'è un accesso, ma ti consente anche di andare dritto. In questa specie di ragnatela gialla che avete visto per terra all'incrocio non si può sostare. Vabbè, ma è palese, però glielo devono ricordare in questo caso. Adesso noi dobbiamo andare a destra, sempre facendo massima attenzione, che devo andare a comprare una cosetta in questo ingrosso semaforo verde. In ogni caso si può girare, facciamo le persone, la corsa di un uomo che aveva diritto di passare. Perfetto. Qui c'è un parcheggio molto interessante perché per le prime 2 ore è gratuito, quindi si può venire qui a fare la spesa in maniera molto agevole. Apriti, hai visto? Bravo. Quindi entriamo qua dentro. C'è tutto il ghiaccio qui a terra, benissimo. E ci mettiamo qua. Perfetto. Spegniamo, la macchina si è spenta. Molto bene. Faccio il ghiaccio dentro la bottiglietta e va bene così. Allora scendiamo. Non scordiamoci le cose più importanti. Che bel posticino, ecco qui la macchina. Niente ragazzi, adesso fa un freddo mortifero, devo entrare. Se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Adesso con la patente si potrebbero fare dei video molto più interessanti. Se vi è piaciuto proprio per esattezza questo tipo di video, proprio un onboard in macchina mentre discutiamo, chiacchieriamo e vedete un po' la Cina e come si guida, scrivete guida nei commenti. Dai ragazzi, ci vediamo alla prossima, un bacio, ciao.